Il suono della fisarmonica di Ignazio Mura
gli uomini e le donne dell'associazione Gruppo Folk Sant'Antonio di Arbus. Grazie perché loro hanno avuto il compito di concludere questo appuntamento, questa festa, trasmissione televisiva. C'è anche un ringraziamento, vero? Lo vogliamo fare? Sì, dopo solo 2 secondi, intanto grazie a tutti. Ringraziamo Antonio Luigi Floris che oggi ci ha offerto di questa musicista, diversamente non saremmo stati qua. Grazie a tutti. Grazie. Allora, state qui con me perché ormai appunto siamo arrivati in conclusione. Io voglio fare un ringraziamento intanto al pubblico, veramente, grazie, siete stati davvero generosi con i vostri applausi, ci avete supportato e aiutato, dato molto calore, per questo ve ne siamo grati. Spero di avervi restituito una bella serata con tanti artisti e amici che hanno raccontato il loro repertorio. Abbiamo anche fatto una incursione nella tradizione del ballo di Arbus, quindi questo era il nostro compito e speriamo di essere stati insomma all'altezza di questa festa. Grazie al comitato, alla Proloco, al gruppo Folk, all'amministrazione comunale, a tutta la popolazione che è stata vicina agli organizzatori, grazie davvero a tutti coloro che hanno fatto bella questa festa. Noi con Sardegna Canta ci vediamo martedì prossimo da Desuro, speriamo con Andra Pintore. Ciao!